Comunicato ufficiale del movimento estremista ligure. In questi giorni sono state dette tantissime falsità. Questo video serve per fare una chiarezza inequivocabile sull'invasione dei milanesi nelle nostre terre, non solo attraverso le strade, vicoli e palazzi, ma soprattutto via mare. Eccoli sbarcare con i barconi. Queste immagini parlano più di 100 articoli di giornale. Per tutti quelli che negano e dicono che i milanesi in realtà vanno altrove, esistono dei programmi su internet così sofisticati che ti permettono di localizzare tutte le imbarcazioni del mondo. Addirittura alcuni arrivano a dei prezzi come 400 euro mensili. Noi abbiamo preso la versione gratuita che funziona lo stesso. Guardate qua tutte le imbarcazioni milanesi quale strada fanno. Perché non vengono accolti nei porti piemontesi o valdostani? Tutto questo avviene per opera delle ONG, le organizzazioni non genovesi. Gente che viene dal Molise, dall'Umbria, dalle Murge. Tutta gente che non ha capito che cosa vuol dire sussarsi i milanesi e la loro spocchia in tutti i weekend che Dio li manda in terra. Guardate questo sbarco, proprio qui sotto gli occhi della Guardia Costiera. Noi siamo qui a denunciare e non ci fermeremo proprio ora che i fatti ci danno ragione. Quando noi denunciavamo l'uso della cocaina di questi milanesi, nessuno ci voleva credere. Ecco qui le evidenze. Allora, i milanesi pipano la cocaina, questo lo si sa da quando sono piccini, da quando hanno 2 anni, 3 anni, no? Ma non è quello, perché lì a loro non ci fa male, un po' come i veneti che bevono la grappa e non ci fa male, o i francesi che non hanno il bidet e non ci prude, no? Con questa cocaina che loro hanno nel corpo, entrando in acqua e facendo queste minzioni, si sversa nelle nostre acque. Cosa succede? Che viene introiettata nei nostri pesci. Adesso noi abbiamo questo grosso problema dei branzini in Cina che vanno a scipare le bughe. Ed ecco cosa scrivono i giornali in questi giorni. In buona sostanza, per i milanesi è finita la pacchia. Chiuderemo tutti i porticini e i porticati. Andremo in Europa e ci faremo sentire con un concetto molto chiaro. Non importa chi lavori, non importa chi studi, non importa chi produca. Quel che importa ora è sempre Milano succa.